tutti, ancora il clima sembra impazzito. Adesso anche in Argentina si è verificato un fatto non strano, perché lì capita molte volte, però stavolta ha esagerato un pochino. In effetti sono caduti blocchi di ghiaccio dal cielo che si chiamano meteore. Pensate un po' che nome strano, e pensate che hanno dimensioni davvero pazzesche. Qua si parla addirittura della mamma mia, grandezza di un pallone da rugby. Immaginate ragazzi, quando il più grande cadde in Brasile nel 2000 e pesava 320 kg. Qua non ci vuole un ombrello ragazzi, ci vuole una corazza di ferro. Quindi ragazzi, ieri si è verificato questo strano fenomeno e sono caduti questi blocchi di ghiaccio diciamo, della grandezza di un pallone da rugby, diciamo, non 320 kg. Questa è stata quella del riscaldamento globale, che poi in effetti riscalda oggi, riscalda domani, e poi si hanno queste, diciamo, tempeste, diciamo, e quindi aria calda e aria fredda si uniscono ed esce fuori queste, diciamo, sti fenomeni pazzeschi. In effetti non so chicchi grandi, ma io nella foto non ho trovato chicchi più grandi da mettere, quindi questi sono quelli che ho trovato più grandi. Immaginate che un solo chicco di grande ne sono tutti questi qua messi insieme, di quelli che sono caduti ieri in Argentina, nel sud dell'Argentina. È vero che lì capita molto spesso, però è successo ieri, quindi perciò ho fatto questa notizia e l'ho postata. In effetti ieri ho visto un video che purtroppo per motivi di copyright ragazzi non potevo mettere, però nella piscina di una signora cadevano proprio blocchi di ghiaccio, non chicchi così come si vedono in foto, quindi cadevano come dei mattoni. Quindi davvero una cosa pazzesca. Là se qualcuno camminava per strada e ti arriva un coso di quello in testa, io non credo che si sopravvive. Quindi diciamo che a parte la sua cosa, sì, l'ho trovata, sì, a finale, sì, quindi a parte diciamo che si alza da terra facilmente, quindi diciamo che è molto molto pericoloso in effetti. Quindi che vedevo ragazzi, qua più avanti si va peggio, mo escono i chicchi grandi quanti palloni. Fra poco non dobbiamo uscire più con l'ombrello, ma semmai dobbiamo fare una toia di ferro e camminare, ma non lo so. Immagina quanto peserà un coso di quelli. Certo, donna Lu, un saluto, sì, figurati. Come stavi già in chat, quindi non ti ho salutato perché ti ho rivisto, quindi, ma non è un problema, figurati. Quindi ragazzi, massima attenzione quando camminate per la strada, perché vedete anche in Argentina può capitare ovunque comunque, quindi quando grandino fate attenzione, perché pure se state in auto non state al sicuro. Se arriva queste palle da rugby, secondo me neanche il tetto della macchina bandiera. Quindi ragazzi, sempre cose strane, però purtroppo accadono. Un saluto e ci sentiamo più tardi, e quando uscite e vedete che grandina, attenzione alla testa. Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi. No vabbè.